pomeriggio nei magazzini cinesi Aomai di Conegliano, diverse squadre dei vigili del fuoco in azione, chiusa la circonvallazione, non risultano feriti, sindaco chiudere le finestre. Ritrovate per caso dietro l'altare della chiesa principale di Mogliano le preziose canne d'organo rubate una settimana fa a San Trovaso a Preganziola, resta il giallo sui responsabili e sulle modalità del raid. E caccia a 2 ladri mortalati dalle telecamere che nell'ultima settimana hanno colpito in 3 diverse strutture sportive di Treviso, dal centro padel di via Selvatico alla palestra del Ferrari in via Benzi. Tragedia sfiorata a Cornuda, dove un novantenne è rimasto per 3 ore nell'auto chiusa dopo aver perso i sensi per un colpo di calore, l'anziano salvato dalla nuora vivo per miracolo. Polemiche IRAP, la regione conferma la maggiorazione ma rassicura le imprese, l'incidenza sarà minima, resta la tensione con il mondo imprenditoriale, nessuno ci ha coinvolti, era meglio ritoccare l'IRPEF. Manodopera che manca e pezzi di ricambio che non arrivano, autofficine in affanno nella Marca, i meccanici costretti agli straordinari ritardi nelle consegne. Il momento d'oro del tennis italiano è testimoniato dal boom di iscritti nei circoli, il movimento trevigiano con i suoi 1800 tesserati è secondo in Veneto, dietro solo a Verona. Da Cappella Maggiore alla Corea del Nord, Andrea D'Adalto, autore della ironica e satirica pagina social, fa parlare il dialetto veneto al dittatore Kim, vignette che sono diventate anche uno spettacolo teatrale. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca e con il vasto incendio divampato nel pomeriggio in un grande centro commerciale cinese a Conegliano, fiamme altissime, una nube nera che era visibile a diversi chilometri di distanza. Paura, ma allora ci racconta tutto la nostra Edi Kaliman insieme a Tommaso Migot che si trovano proprio sul posto e possono raccontarci quello che sta accadendo. Alle loro spalle ancora i vigili del fuoco al lavoro. Buonasera Edi. Francesca, buonasera. Come vedi alle mie spalle ancora il fumo, perché dentro il magazzino di 4.000 metri quadrati ci sono ancora fiamme che stanno divampando e divorando tutto l'edificio, tutte le stanze dell'edificio. C'era un'attività sopra, esattamente al magazzino, un magazzino cinese, un market cinese, quindi con all'interno materiale plastico altamente tossico, con bombolette, spray, lacche, ma anche bombole da giardinaggio, insomma da campeggio, quindi insomma materiale. Noi sentiamo ancora qualche scoppio ogni tanto. Saluto e presento con me il comandante della polizia locale Malamace che ci racconta insomma un dispiegamento di forze al grandissimo oggi. I vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, come siete intervenuti? Ma siamo intervenuti intanto con 5 pattuglie, quindi 10 uomini per deviare tutto il traffico in un'arteria importante come la Ponte Bana. Diciamo che è stato gestito anche bene, non si sono create particolari situazioni di ingorghi se non sul versante che arriva da Pordenone anche a causa di alcuni lavori stradali, però seppur lentamente il traffico defluisce. Abbiamo visto in azione 10 camionette dei vigili del fuoco provenienti da Pordenone, Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, 35 uomini. I lavori di spegnimento delle fiamme dell'incendio andranno avanti presumibilmente tutta la notte. Scusate che stiamo facendo passare un'ambulanza. Per fortuna il bilancio è di nessun ferito ma 3 intossicati. Ripercorriamo con le parole del sindaco Chies e successivamente del proprietario dello stabile. I signori del magazzino cinese infatti erano solo in affitto, per capire un po' cos'è successo e la dinamica della giornata. L'incendio sembra che sia scoppiato verso le 4. Devo dire che da subito abbiamo anche tramite i social allertato i cittadini della zona che chiudessero le finestre perché la nube era una nube molto intensa, soprattutto all'inizio. Poi c'è stato un intervento massiccio, come potete vedere ancora in corso, da parte dei vigili del fuoco, decine di vigili del fuoco che hanno fatto un intervento incredibile. Adesso la situazione è migliorata, ma ne avranno sicuramente per tutta la notte. Sono già le cause dell'incendio? No, assolutamente no. Penso che queste siano verifiche che faranno in un secondo momento. Adesso la priorità è mettere in sicurezza il sito e mettere in sicurezza la cittadinanza. Aria irrespirabile o è emanato un'ordinanza di chiusura delle finestre? Ma per adesso senza ordinanza di chiusura, però adesso stiamo valutando con i vigili del fuoco il da farsi, ma devo dire che ho visto, si sono subito attivati tutti, la nube era talmente evidente che non c'è stato bisogno di dirlo, ma l'abbiamo detto comunque di chiudere tutto. C'è il pericolo perché sta bruciando materiale plastico e anche tossico? Anche perché non conosciamo esattamente la natura del materiale che era all'interno della struttura, per cui
per prevenzione comunque è sempre meglio fare tutto il necessario perché la salute sia tutelata. È un lavoro di una vita che va distrutto, bisogna capire le cause, perché io adesso non dico niente, ma bisognerà capire le cause e poi si vedrà. Quindi erano in affitto? Loro erano in affitto, sì, ma non è stata colpa dei signori cinesi, sono sempre stati regolari, pagato sempre. Noi abbiamo aperto da poco l'attività sopra, eravamo anche contenti e vedere questo stringe al cuore. Mascherine in volto infatti perché l'aria, come diceva il sindaco, è irrespirabile, non si sa ancora che cosa effettivamente sta bruciando. Comandante, l'intervento dell'ARPAV è stato richiesto? Sì, intanto abbiamo aperto il cocco di protezione civile proprio perché si andrà avanti tutta la notte, quindi per avere sostituzione anche di uomini, e nel frattempo abbiamo allertato l'ARPAV che è già sul posto per fare alcuni rilievi. Questo perché probabilmente la ricaduta delle nubi andrà a contaminare degli orti e quindi possibilmente dobbiamo fare un'ordinanza il più presto possibile per vietare l'utilizzo di ortaggi che vengono prodotti nella zona. Vigili del fuoco inoltre che ci hanno detto e presupposto che l'incendio in teoria è devampato dalla parte dei locali più nel piano terra del locale, del magazzino. Ancora ovviamente al vaglio dai tecnici le cause finché l'incendio non sarà spento, infatti non potranno essere effettuati tutti gli accertamenti del caso. Come vedete uomini ancora al lavoro e come diceva il comandante, che ringrazio, uomini e mezzi ancora sul posto anche per tutta la notte. Per aggiornamenti nelle nostre prossime edizioni dei telegiornali. Francesca, se non hai domande intanto ti restituirei la linea. Grazie davvero Edi, grazie anche al comandante Malamace, grazie a Tommaso Migot per queste immagini che rendono l'idea della devastazione di questo incendio divampato nel pomeriggio a Conegliano. E noi continuiamo con la cronaca perché sono state ritrovate ieri pomeriggio in uno scatolone tra i libri dei canti nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano le canne rubate dall'ottocentesco organo della chiesa di San Trovaso di Preganziola. Ancora diversi gli aspetti di questo furto da chiarire, mentre nella frazione di Preganziola si tira un sospiro di sollievo. Ieri siamo stati dai carabinieri che ci hanno chiamato che sono state ritrovate dal nostro organista. L'organista Manuel Copertino doveva suonare durante la celebrazione di un funerale nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano. Prima dell'inizio del rito, insieme al sacrestano, è andato nell'abside dietro l'altare per prendere una tastiera e qui ha visto un oggetto metallico di forma conica spuntare da uno scatolone. Una volta avvicinatesi hanno capito che si trattava di una canna d'organo, accanto un sacchetto di plastica con altri tromboncini. Hanno subito portato lo scatolone presso il comando dei carabinieri che hanno accertato che si trattava delle canne dell'antico organo ottocentesco della chiesa vecchia di San Trovaso di Preganziol, di cui era stato denunciato il furto la settimana scorsa. Sbrigate le pratiche del caso, i militari hanno riconsegnato a Don Daniele le componenti dello strumento che sono state subito riposizionate al loro posto. Siamo un po' più sollevati, ne manca ancora una e speriamo di trovarla. Tra il materiale ritrovato una canna che era sparita un mese fa, mentre all'appello ne manca una rubata martedì scorso insieme alle altre 18. 3 tromboncini recuperati hanno riportato alcuni danni. La situazione è abbastanza buona, c'è un problema su 3 canne, forse una riesco già adesso a metterla a posto. Ci si è poi accorti che i ladri martedì scorso hanno portato via anche le matite usate per scrivere sugli spartiti e la lampada che illumina il leggio. Intanto continuano le indagini dei carabinieri di Mogliano. Restano da ritrovare infatti le 20 canne dell'organo della chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, mentre per il furto di San Trovaso rimangono molti aspetti da chiarire e molte domande ancora senza risposta. Chi ha rubato le canne e soprattutto perché i ladri hanno deciso di lasciarle proprio dietro l'altare di Santa Maria Assunta, mentre al quesito del perché i malviventi abbiano deciso di restituirle ci pensa direttamente Don Daniele a dare una risposta. Io penso che la mediazione che avete fatto voi sicuramente è servita, perché si è sentito come braccato, quindi ha pensato bene di disfarsi così delle carni. Un pentimento, no? Dice. No, difficilmente quelle persone si pentono, a mio avviso. E intanto
Intanto proprio il parroco di San Trovaso di Preganziol pensa di rivedere quella decisione di tenere le 2 chiese della sua parrocchia chiuse per salvaguardarle dai furti. E finalmente nella pienezza dell'organo, del suo suono, è veramente buono. Don Daniele sorride, l'antico organo ottocentesco della chiesa vecchia di San Trovaso potrà tornare a suonare come ha sempre fatto. Il ritrovamento delle canne rubate una settimana fa è il lieto fine in una vicenda che aveva creato inquietudine nella piccola frazione di Preganziol. Ma il colpo dello scorso martedì e gli atti di vandalismo delle settimane precedenti lasciano comunque preoccupazione, al punto che il parroco aveva affisso dei cartelli per avvertire i fedeli che le 2 chiese, solitamente sempre aperte, sarebbero state accessibili solamente in occasione delle funzioni religiose, una decisione che Don Daniele pensa però di rivedere. Sto un po' cambiando idea, nel senso che le chiese non possono rimanere chiuse, bisogna trovare un sistema a tempo in cui vengono aperte e sono chiuse, insomma. Sì, come più o meno per i cimiteri, diciamo così. Don Bortoletto raccoglie così l'appello lanciato nei nostri telegiornali dal direttore dell'Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra della Diocesi. Spero che questi furti non creino psicosi tra i parroci, aveva detto Don Paolo Barbisan, invitando a non chiudere le chiese ma piuttosto ad implementare i sistemi di videosorveglianza, progetto che Don Daniele assicura di voler attuare quanto prima. Quello là rimane in piedi, bisogna per forza metterlo. Telecamere che dovranno proteggere gli altri tesori custoditi all'interno della chiesa vecchia di San Trovaso, opere che si pensa adesso di salvaguardare, come l'antico tabernacolo del Marchiori, che potrebbe essere messo al sicuro in un deposito e sostituito da una riproduzione fotografica. E caccia 2 ladri immortalati dalle telecamere che nell'ultima settimana hanno colpito in 3 diverse strutture sportive della città di Treviso, dal centro padel di via Selvatico alla palestra De Ferrari in via Benzi. Potrebbero esserci questi 2 ragazzi, all'apparenza giovanissimi, dietro ai furti messi a segno nell'ultima settimana in 3 strutture sportive di Treviso, a incastrarli per il momento alcuni frame della videosorveglianza. L'ultimo colpo della serie nella notte tra domenica e lunedì alla palestra De Ferrari in via Benzi, a ridosso dei binari della ferrovia. Mio padre è arrivato la mattina dopo, sulle 8:45, e ha trovato la segreteria in soqquadro con i cassetti tolti, mancava la cassa, quindi 100 euro che c'erano nella cassa, il computer e il telefonino. Ora proseguiremo con la denuncia e vedremo un po' se riusciremo almeno a riottenere il computer. Sarebbe bello perché all'interno c'erano i dati anagrafiche dei clienti che ovviamente noi abbiamo salvato in un cloud, ma sarebbe più comodo riottenere il computer. Probabilmente i ladri si sono intrufolati alla De Ferrari a seguito della visita fatta qualche notte prima nella vicina sede del dopolavoro ferroviario, dove sono riusciti a manomettere la macchinetta del caffè, asportando monete e anche delle bevande. Aggiustate in queste ore, i danni ammontano ad alcune centinaia di euro. Questa mattina mi ha detto quello della palestra De Ferrari qua che sono entrati anche da loro, e adesso abbiamo preso degli accorgimenti per chiudere i cancelli. Qui era un'isola felice fino adesso, e adesso che abbiamo sentito questi 2 piccoli furti, perché ci stiamo allarmando, malgrado che il presidente di nuova istituzione qua abbia messo le telecamere dappertutto. Ipotesi suggestiva, ma da non escludere, quella che i ladri siano arrivati dal Sile. In passato, 20 anni fa, è già successo. E hanno portato via la cassaforte. Fatalità, avevamo una certa cifra all'interno. Siccome che la cassaforte pesa quintali, sono arrivati tramite il percorso del Sile. La sequela di furti è però iniziata il 30 luglio ai campi di padel di via Selvatico, a ridosso del terraglio, dove sono stati asportati circa 100 euro e il vecchio telefonino della segreteria. È qui che i ladri sarebbero stati immortalati per la prima volta dalle telecamere. Ma l'emergenza furti riguarda tutta la Marca, da Conegliano a Oderzo. Esasperazione nella città del Cima, dove è stata colpita in particolare la zona di via Lourdes, furti anche a Tarzo.
La situazione purtroppo è diventata pericolosa, drastica, ogni giorno c'è sempre la tensione di questi furti, non sai mai chi entra. Sonia Tegon è titolare di un'edicola in via Lourdes a Conegliano, zona particolarmente colpita in questa prima parte di estate. Aprono macchine senza rompere, sto mistero, tanti furti, case aperte. Nelle settimane scorse una casa è stata svaligiata mentre i proprietari erano in vacanza. Ladri in azione sempre in via Lourdes, anche nell'appartamento al quarto piano di una signora dove è sparito addirittura il televisore. Fatti eclatanti si alternano a episodi più limitati ma frequenti. Sono scarsi, soprattutto aprono automobili, tentano, hanno tentato di aprire così dei segni rimasti, qualche negozio, qualche garage, sono anche alla ricerca di biciclette. Una bicicletta sì, mi è capitato in pieno centro. Nuova di Palino, al tempo di intervento a cambiare un profumo sono venuto fuori e non c'era più. È una motorbike di valore anche perché quello mi dispiace moltissimo. In via Lourdes i sospetti dei residenti si sono concentrati soprattutto su un gruppetto di 3 giovani che si aggiravano fotografando auto e abitazioni. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, ma non c'è soltanto via Lourdes. Zona famosa del Biscione, io ci ho abitato lì 4 anni. Però la sera c'è da aver paura, insomma. E dovrebbero avere un po' più polso verso quella gente lì. Dargli un daspo, non so, ci sarà qualche maniera per farli andare via. Furti nelle settimane scorse si sono registrati anche nel comune di Tarzo, dove una donna ha visto i ladri scappare dal giardino di casa mentre stava rientrando da una passeggiata. A Oderzo il copione non cambia. Qui i malviventi, che sarebbero scesi dall'argine che costeggia via Oberdan, hanno fatto irruzione in un'abitazione mentre genitori e figlio ventenne dormivano. 3 smartphone, oro, Poste Pay e contanti, il bottino. L'episodio lo scorso fine settimana. Per un soffio la proprietaria, nell'atto di accendere la luce, non se li è trovati di fronte, ma non ci sono solo i furti a impensierire i trevigiani. Parliamo di truffe ai danni degli anziani, che sono evidentemente i soggetti più facilmente esposti e che sono facilmente raggirabili con degli escamotage. Già voi fate una bella informazione da questo punto di vista. Certamente trovano degli espedienti continuamente nuovi ed è difficile quindi anche proteggersi effettivamente completamente da queste cose. È risultato essere destinatario di un ordine di cattura per precedenti reati il 33enne arrestato ieri dagli agenti delle volanti della questura di Treviso, intervenuti dopo la segnalazione del personale di un supermercato che aveva sorpreso l'uomo rubare uno yogurt, dandosi poi alla fuga. Il 33enne è stato però subito bloccato dai poliziotti che lo hanno portato in questura e qui è emerso il provvedimento a suo carico. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Santabona. È uscita di casa la sera del 4 agosto e da quel momento è come svanita nel nulla. Sono scattate le ricerche di Katiuscia Campanella, 21 anni, residente a Casale sul Sile. La ragazza è alta circa 1,50 m, è di carnagione chiara, capelli castani ricci, occhi castani e una ballerina tatuata su una caviglia. Al momento dell'allontanamento indossava un vestito nero. Chiunque avvisti l'interessato possa riferire informazioni utili per le ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Tutta la nostra comunità in apprensione, spiega il sindaco di Casale Stefania Golisciani. So che i carabinieri hanno attivato le ricerche e prego chi ha qualche informazione che possa aiutare di segnalarlo immediatamente. Ci auguriamo che Katiuscia torni a casa presto. Tragedia sfiorata a Cornuda, dove un 90enne è rimasto per 3 ore nell'auto chiusa dopo aver perso i sensi per un colpo di calore. L'anziano, salvato dalla nuora, è vivo per miracolo. Un colpo di calore, il malore e lo svenimento. Un 90enne di Cornuda è rimasto per 3 ore bloccato in auto privo di sensi nei momenti più caldi della giornata, dalle 10 alle 13. A dare l'allarme i familiari che hanno trovato l'anziano dentro in macchina apparentemente privo di vita. Non riuscendo ad aprire l'auto, probabilmente bloccata dalla chiusura automatica dall'interno, la famiglia ha rotto il finestrino, riuscendo così ad abbassare la temperatura all'interno dell'abitacolo. Allertati i soccorritori sono arrivati con automedica da Montebelluno
Montebelluna e constatato che fortunatamente il 90enne era ancora in vita e respirava debolmente. Con l'aiuto dei sanitari l'anziano ha pian piano ripreso conoscenza. Operazione possibile grazie all'aiuto dei vigili del fuoco intervenuti per estrarre l'uomo dall'abitacolo. L'anziano, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Cambiamo argomento, applicazione dell'addizionale IRAP a Palazzo Balbi. La Giunta regionale ha presentato la proposta, già molto criticata, contenuta nel prossimo bilancio che coinvolgerà 184.000 imprese venete, specificando che gli aumentati costi della Pedemontana non c'entrano. L'idea è di applicare rispetto ai 184.249 attività produttive un'addizionale per 146.694 di queste allo 0,10 e alle restanti 37.555 lo 0,50. Per un gettito complessivo che dovrebbe aggirarsi sui 45-50 milioni di euro. Ha sintetizzato così l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara l'ipotesi di applicazione dell'addizionale IRAP contenuta nel bilancio che sarà presentato la prossima settimana e che oltre all'aperta contrarietà delle categorie economiche ha provocato anche l'ennesimo strappo tra Lega e Forza Italia. Eppure l'impatto effettivo sarà contenuto, spiega Calzavara, 14 euro l'anno in più per un bar, 30 per un mini market. A una piccola e media impresa con 1 milione di fatturato l'aumento sarà di 88 euro. A una piccola e media impresa con un fatturato di 5 milioni di euro 438 euro. Questa è un po' annuali. Lo sforzo per compensare minori entrate e incamerare nuove risorse viene chiesto alle imprese, non ai cittadini. Non sarà introdotta alcuna addizionale IRPEF. Riteniamo che sia un contributo assolutamente sostenibile che non va a mettere in difficoltà le aziende che magari stanno vivendo anche momenti difficili in questo periodo, ma che vede la Regione avere bisogno di risorse per riuscire a chiudere questo ulteriore bilancio, l'ultimo dell'era Zaia, 15 anni senza addizionale IRPEF, che ha fatto sì che il Veneto è la regione con la più bassa incidenza pro capite fiscale. 7 euro pro capite quando in Lombardia sono 55, in Emilia Romagna 99, in Lazio addirittura 300. Nelle tasche dei veneti sono così rimasti 17 miliardi. Numeri che da soli per Calzavara bastano a respingere l'attacco del coordinatore regionale azzurro Flavio Tosi, che ha puntato il dito contro il contratto capestro per la Pedemontana veneta. Dispiace vedere figure anche di primo piano che rilasciano dichiarazioni che sinceramente non sono coerenti con il loro percorso di amministratore, visto cosa hanno fatto nel Comune di Verona in termini di addizionali. In questa contabilità la Pedemontana non c'entra. Costerà qualcosa in più, almeno per i primi anni, rispetto al piano economico-finanziario presentato. Non sono cifre disastrose. Per riequilibrarle le strategie sono altre, non solo le attese di un maggiore utilizzo futuro dell'infrastruttura, ma soprattutto l'inserimento in una holding con le autostrade. Attraverso il maggiore gettito fiscale andranno invece finanziate partite definite importanti, tra cui le elezioni del 2025, le ATER e 2 opere stradali attese dal territorio, la Bretella, la strada del Santo e quella di Cortellazzo. L'aumento dell'addizionale IRAP sulle attività produttive porterà nelle casse del Veneto una cinquantina di milioni che serviranno per 2 strade necessarie, una al servizio del nuovo ospedale di Padova, l'altra per migliorare l'accesso a Jesolo. Sulla Pedemontana invece la Regione dice basta polemiche, per quell'opera i soldi arriveranno da un'altra parte. Le risorse che arriveranno dall'aumento dell'addizionale regionale IRAP sulle attività produttive serviranno anche a realizzare almeno 2 strade che sono insieme un'emergenza e una necessità per il Veneto. Costano 50 milioni ciascuna e verranno finanziate una nel 2025 e una nel 2026. Sono la 308 per l'accesso al nuovo ospedale di Padova e la Bretella di Cortellazzo per dare respiro alla viabilità che porta a Jesolo e a Cavallino Treporti. Una è il potenziamento della 308 in allargamento in arrivo a Padova, che è sostanzialmente una necessità finalizzata all'ospedale di Padova e all'accessibilità all'ospedale di Padova. L'altra opera
che verrà acceso il mutuo per fare il finanziamento è di fatto la bretella di Cortellazzo. Di fatto adesso questa possibilità di avere questi 50 milioni andranno, la bretella costa circa 50 milioni, quindi andranno sicuramente sulla realizzazione della bretella, che in parte risolve i problemi insieme alla via del mare di accessibilità al litorale. L'addizionale IRAP dunque nulla avrà a che fare, precisano gli assessori, con la pedemontana per il canone che la Regione deve pagare su questa strada, 154 milioni quest'anno e 165 nel 2025, ai quali però bisogna sottrarre gli introiti dei pedaggi. I soldi si troveranno da un'altra parte. La soluzione vicina potrebbe essere ufficializzata già la prossima settimana. Un po' stufa di sentire parlare di pedemontana. No, più che altro che o si parla di pedemontana per qualsiasi cosa, cioè pedemontana è il demone. Noi ci siamo trovati di fatto ad aver ereditato un contratto e un atto aggiuntivo che avevano dei seri problemi. L'opera oggi è finita, è interconnessa con il sistema autostradale, il traffico sta crescendo, sta diventando veramente la quarta e la quinta corsia della Brescia-Padova in quella che è la parte, diciamo, da Montecchio verso est. Se ne è capito l'utilità, perché anche chi la contesta, lo voglio dire, la utilizza. Va vista piuttosto in un sistema di autostrade venete che la Regione vorrebbe gestire nel suo complesso. Una speranza ancora viva, dipenderà dalle trattative con Ministero e Governo. Andava ritoccata l'IRPEF eppure da parecchio tempo, malgrado le spiegazioni dell'assessore Calzavara. Le categorie economiche giudicano iniqua la previsione di aumento dell'addizionale IRAP annunciata dalla Regione, perché va a colpire un unico settore già in difficoltà. Avrei ritoccato l'IRPEF, avrei ritoccato. Facciamo tutti un po' di sacrificio, però ne beneficiamo tutti, ne beneficiamo. Io so che dà fastidio a tutti, però perché sempre il mondo dell'impresa, punto. Le spiegazioni dell'amministrazione regionale non bastano e neppure gli esempi pratici dell'esiguità degli importi previsti. L'aumento dell'IRAP a carico di 182.000 attività produttive venete scontenta il mondo economico, che si sente già spremuto e vive un Ferragosto tutt'altro che tranquillo. Dopo che alla vigilia dell'illustrazione del provvedimento Confindustria Veneto aveva tagliato corto affermando che a Palazzo Balbi hanno un bel coraggio ad alzare le tasse, e il presidente di Casartigiani Veneto Franco Storera aveva annunciato siamo pronti a fare muro, è l'ex numero 1 di Unioncamere Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno, a giudicare iniquo l'aumento delle tasse al solo settore produttivo. Ogni tassa che si mette ovviamente dà fastidio, è che però per equità andare ancora sulle imprese non è a mio avviso corretto. Bisognerebbe andare su tutta la popolazione veneta, ad esempio in questo caso con l'IRPEF, magari salvaguardando i redditi più bassi ovviamente, e qualcosa più li può dare il reddito più alto, perché chi ne beneficerà sarà tutta la regione. Già le imprese sono tassate, e un'ulteriore tassa anche se, insomma, se si parla di pochi euro, però ovviamente dà sempre fastidio una tassa in più. Rincara la dose il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin, che parla di blitz ferragostano e sottolinea come il provvedimento, che riguarderebbe solo alcuni codici Ateco, andasse preventivamente discusso e concordato con le categorie. Noi pensiamo che se l'addizionale IRAP deve essere aumentata, aggiunge, sia soltanto una tantum. Secondo Pozza il problema è più generale, l'addizionale IRPEF andava ritoccato da tempo, dice. Bisogna che ci siano risorse per poter rilanciare l'economia. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. C'è un settore, quello delle officine, in difficoltà in questo periodo estivo, tra clienti che si prendono all'ultimo minuto per riparare o controllare l'auto prima delle vacanze, manodopera che manca e pezzi di ricambio che non arrivano, e così i meccanici sono costretti agli straordinari. Per poter lavorare con un po' di margine e di tranquillità, Gianluigi Buosi, presidente degli autoriparatori di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e titolare di un'officina, ha dovuto mettere il cartello chiuso per ferie. Tra richieste di controlli, riparazioni dell'ultimo minuto e pezzi di ricambio che non arrivano, oltre alla manodopera che manca, gli autoriparatori sono con l'acqua alla gola. Il problema dell'ultimo minuto è perché a volte la gente non si organizza anche per problemi economici eccetera, non riesce magari a sapere se andare in ferie o non andare in ferie, una serie di cose. Quindi al momento in cui loro
cominciano ad avere una certa sicurezza, poter dire vado in ferie, mi sposto, mi muovo, devo usare la macchina, vanno alla ricerca della prima officina o del proprio autoriparatore. I mezzi andrebbero tenuti sempre manutentati e in ordine, anche perché poi le difficoltà arrivano proprio dal reperimento dei pezzi di ricambio, che diventano anche molto onerosi. I ricambi ultimamente stanno diventando difficili da trovare a volte e anche onerosi, diciamo, per quanto riguarda il costo gestionale. Quindi quando tu dopo fai degli interventi e sono anche importanti, diventa problematico per il cliente, diciamo, andare anche in ferie. Quindi tra le due cose, andare in ferie e riparare la macchina, a volte si trovano in forte imbarazzo in tutti e due i casi. Qualche volta dobbiamo, tra virgolette, aiutare il cliente, fortunatamente onesto, ci paga dopo, non è un problema, però diventa problematico sia per loro che per noi. Poi c'è la questione della manodopera. Nel 66% dei casi la motivazione è legata alla reale mancanza di candidati e nel 21,1% ad una preparazione inadeguata alla specializzazione richiesta. Sono anni che sto ricercando delle figure da inserire, qualche volta arriva qualche ragazzino con le scuole, stage eccetera, vengono, fanno i 20 giorni, fanno i 3 mesi, fanno i 2 mesi, dipende dal periodo di stage che hanno. Però l'anno dopo non lo rivedi e scopri che magari sono andati a lavorare nell'industria, sono andati a lavorare in un'altra città perché magari hanno cambiato città, però diciamo che a volte difficilmente riescono così a ritornare nel proprio mondo scolastico perché scelgono a volte lavori che non hanno niente a che vedere con la scuola che hanno fatto. A Conegliano il recupero dell'area ex Zanussi diventa un caso politico. Chiesa sta temporeggiando in vista delle regionali 2025, dice dalla minoranza Alessandro Bortoluzzi, mentre Fratelli d'Italia chiede la convocazione della conferenza dei capigruppo. Questo importantissimo piano di sviluppo della città comporta grandi responsabilità. Forse si fa contenti qualcuno, ma sono molti di più quelli che si scontenteranno. E quindi è meglio vivacchiare e aspettare di essere eletti in regione e lasciare la patata bollente a qualcun altro. Dalla minoranza Alessandro Bortoluzzi non va certo per il sottile e sul caso del recupero dell'ex Zanussi dà fuoco alle polveri. Il sospetto politico è che le nuove richieste partite dal comune alla volta del gruppo Grigolin, proprietario dell'area abbandonata 30 anni fa, siano un modo per prendere tempo. Mi sento di dare a Grigolin un consiglio non richiesto di essere molto prudente, perché le discussioni sulla pianificazione di quest'area all'interno del comune stanno proprio allo zero, quindi gli raccomanderei prudenza perché secondo me sta solo perdendo tempo. È stato lo stesso gruppo Grigolin in una nota ad affermare che le nuove richieste di natura urbanistica del comune rendono impossibile stabilire i tempi di realizzazione del progetto, commissionato all'archistar Stefano Boeri e presentate nel settembre scorso. 12 ettari tra via Pittoni e via Battisti, una decina di edifici, una grande piazza, un parcheggio multipiano annesso a una struttura destinata al terziario, piste ciclabili tutto attorno, verde verticale nei palazzi. Borgo Verde, il nome di un'iniziativa che appare quindi in bilico, nonostante le prime affermazioni ufficiali di sindaco e impresa privata siano improntate alla fiducia reciproca. Sempre dall'opposizione, ma da destra, arriva una richiesta precisa a Chies. Vorrei che appunto ci fosse una convocazione di riunione capogruppo, proprio perché così la minoranza è aggiornata in tempo reale e non vorrei che adesso venissero rallentati i lavori. E quindi già è anni che se ne parla, che non vengano ancora prolungati ancora di più. Cambiamo argomento e parliamo del momento d'oro del tennis italiano dopo i risultati delle Olimpiadi di Parigi. Testimoniato dal boom di iscritti nei circoli, il movimento trevigiano con i suoi 1800 tesserati è secondo in Veneto, dietro solo a Verona. Sai, vincere una medaglia olimpica è qualcosa che ti resterà per sempre.
I tornei di tennis, quando li affronti, giochi sempre solo per te stesso più o meno. Vincere invece qualcosa a livello olimpico, quando rappresenti la nazionale, ha un sapore particolare. Che sia un momento letteralmente d'oro per il tennis italiano lo dicono non solo le medaglie di Parigi e quel numero 1 che porta il nome di Jannik Sinner, ma anche tutto il movimento che c'è dietro e che si riflette nei circoli della provincia, dove appassionati e aspiranti campioni affollano il magico rettangolo in terra battuta. Abbiamo un numero 1 che è un numero 1 in tutto, perché è un esempio per i ragazzi fondamentale di educazione, di rispetto, di tutto, che quello è la cosa che conta. E poi infatti vediamo dietro cosa succede. Non parliamo di quello femminile, perché l'esplosione di Jasmine è incredibile. Tra le altre cose l'allenatore di Jasmine, poi Renzo Fullan, è nato qui dentro, si allenava qui, è un grande amico. All'Eurosport in Treviso, storico club cittadino che ha più di 100 anni, da quest'anno insegna anche la trevigiana Maria Elena Camerin, ex tennista professionista che fu anche numero 33 del mondo. Sì, un boom di molte persone che vengono a provare questo sport, ma bambini ma anche molti adulti che si avvicinano, un sacco di lezioni private, si riparte col tennis e quindi questo crea un gran movimento, si parla di tennis in campo, fuori e anche nei ristoranti, nei bar, all'esterno delle strutture di tennis finalmente si può parlare di questo bellissimo sport. Dagli anni d'oro della Coppa Davis di Panatta e Bertolucci siamo passati ad un movimento che oggi conta più continuità e a Treviso i numeri sono straordinari. Qui comunque abbiamo una scuola molto importante, perché qua parliamo tra i 250 e i 280 bambini, ci sono 22-24 squadre che giocano, ci sono dei progetti molto ambiziosi. Ma perché questo sport piace così tanto? Forse perché dentro ha la vita stessa. Credo che abbia valori fondamentali che uno può anche appunto portarsi dietro nella vita, che è difficile di tutti i giorni. È uno sport individuale, devi uscire dalle difficoltà, ci sono un sacco di emozioni positive, negative, quindi è una grande formazione di vita, lo vedo così. Da Cappella Maggiore alla Corea del Nord, Andrea D'Adalto, autore della ironica e satirica pagina social, fa parlare il dialetto veneto al dittatore coreano, vignette che sono diventate anche uno spettacolo teatrale. E il prossimo Panevin lo fenda mi. Una vignetta pubblicata per gioco nell'ormai lontano 2016. Le tante inaspettate condivisioni e un tam-tam social che ha fatto diventare virali i meme in dialetto veneto, precisamente trevigiano, della sinistra Piave, che hanno come protagonista il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un. Perché non fare una pagina, tanto era gratis, e l'ho fatta pensando durasse una settimana, pensando fosse solo per gli amici, invece poi è iniziato a diventare virale. E così Andrea D'Adalto ha accorciato le distanze dalla Corea a Cappella Maggiore, rinominata Capea del Nord, nome delle pagine social che contano circa 120.000 follower, con cui l'autore si sta facendo conoscere non solo in Veneto ma anche in tutta Italia. Principalmente chiaramente Veneto, però vedo che ci sono anche delle persone dal resto d'Italia che magari intervengono, chiedono la traduzione magari di alcune frasi, di alcune parole più complicate, anche se le richieste di traduzione a volte arrivano anche direttamente dai veneti stessi. È interessante capire poi tutte le sfumature che ci sono dei vari paesini di campagna. Poi spesso vengo criticato, nel senso che mi hanno detto no, si dice così, perché magari, che ne so, a Fregona si dice in una certa maniera e a Cappella Maggiore in un'altra. Ognuno è convinto che il proprio modo di dire sia quello corretto. La parola zimes, che da me, insomma, sono i cimici, già simessi dalle parti di Treviso, già e altre mille maniere di chiamarli. Dalle vignette al teatro l'ironia di Andrea è diventata anche uno spettacolo. Ultimamente, grazie anche all'aiuto di Mirko Ortuso, abbiamo creato uno spettacolo. Insieme alla band degli Yankee Panky abbiamo creato questa sorta di spettacolo comico-musicale dove Mirko appunto interpreta la storia di Kim, interpreta le vignette e tutto intervallato dalla musica. E sulla scelta del personaggio, proprio perché divisivo, Andrea non ha mai avuto dubbi.
L'espressività della faccia di Kim fa il più, diciamo, no? Nel senso che poi il grosso lo fa lui. Calza a pennello, no? Cioè, questa faccia un po' da bonaccione, da Veneto, da osteria. È il momento di aprire la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Continuano a far parlare le rivolte all'interno delle carceri, l'ultima nei giorni scorsi a Belluno. La situazione è drammatica nel complesso ogni giorno, con una spaventosa impennata dei suicidi tra i detenuti. Le rivolte dei giorni scorsi dei carcerati del Baldenic, tutte scatenate da extracomunitari, sono solo lo specchio di una situazione che in Italia è drammatica. Nell'istituto di Belluno abbiamo passato una brutta settimana, adesso è stato messo in sicurezza l'istituto. I partecipanti a queste azioni è tutta gente arrivata a Belluno per motivi di sicurezza da altri istituti del Triveneto. E comunque la sezione comuni dove sono verificati gli eventi è una struttura troppo obsoleta e a parere della FNS CISL va ristrutturata in toto senza i continui rattoppi che vengono fatti solettoriamente. Nel carcere di Belluno, che a marzo aveva ricevuto la visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, c'è stato un ferito tra gli agenti di polizia penitenziaria, con per fortuna una prognosi di soli 5 giorni, ma intanto ieri a Biella c'è stato il 64esimo suicidio dell'anno tra i detenuti, cui si aggiunge l'altrettanto dato drammatico di 7 guardie carcerarie a loro volta suicidatesi. Si tratta di un dato elevato anche rispetto al 2023 e al 2022. Sono quasi tutti uomini, equamente divisi tra italiani e stranieri, provenienti da una quindicina di diversi paesi. Delle persone che si sono tolte la vita, quasi il 40% era in attesa di giudizio, mentre l'età media è di appena 39 anni. Il carcere di Belluno rispecchia sempre chiaramente in termini ridotti per anche la capienza dell'istituto penitenziario di Belluno una situazione di criticità che è presente in tutte le carceri italiane e anche del Veneto. Falco 2 attorno alle 13 è decollato in direzione Malga Federa nel comprensorio di Cortina d'Ampezzo, nelle cui vicinanze, uscendo dal sentiero ad un centinaio di metri di distanza, un 70enne di Treviso era stato colto da grave malore. Prima di atterrare nelle vicinanze, l'elicottero ha fatto scendere in overing personale sanitario e tecnico di Elisoccorso, che ha prestato le prime cure all'uomo che era assieme alla moglie. Imbarcato, l'escursionista è stato portato all'ospedale di Belluno, dove è trattenuto all'emodinamica. Il trasporto pubblico è un comparto in difficoltà, ma assicurare un servizio efficiente è fondamentale, tanto più in montagna. Lo dice il consigliere provinciale delegato ai trasporti Massimo Bortoluzzi, che sta lavorando con la struttura provinciale Dolomiti Bus in vista della ripresa del servizio invernale. L'obiettivo è quello di garantire un servizio più efficiente anche alla luce dei gravissimi disagi patiti lo scorso anno anche per la carenza di autisti. Dopo la pausa di Ferragosto, quando mancherà meno di un mese all'avvio della scuola, sarà convocato il tavolo dei trasporti per esaminare i flussi, così da potenziare il servizio dove c'è maggiore richiesta. In tal senso Bortoluzzi incontrerà i sindaci per spiegare i problemi e attivare le contromisure laddove sarà possibile. L'imperativo è quello di evitare che si ripetano i disservizi dello scorso anno. Pulizie in Nevegalle, una ventina di volontari dell'associazione Belluno Alpina hanno riaperto 3 sentieri riportati allo stato Prevaia. Domenica scorsa grandi pulizie nelle zone di Pian del Monte e di Tassei, dove la tempesta del 2018 aveva causato ingenti danni al patrimonio boschivo del Colle Bellunese. Domenica 25 agosto l'attività sarà ripetuta nei tratti tra Val d'Art e Zoppei, un lavoro volto a recuperare piccole oasi naturalistiche e i percorsi costruiti dai nostri avi con enormi sacrifici nell'ottica di una crescita turistica per agevolare la nascita di attività ricettive e di accoglienza. Un museo unico nel suo genere a Valdenogher, frazione di Tambre, è la Casa dell'Alchimista. Si tratta di un unicum a livello europeo, attorno al quale dal 12 al 18 agosto prenderà vita la settimana dell'Alchimista.
un museo unico nel suo genere ospitato da Val de Noguer, piccola frazione del comune di Tambre. Si tratta della Casa dell'Alchimista, attorno a cui dal 12 al 18 di agosto prenderà vita la Settimana dell'Alchimista. Andiamo a valorizzare quello che è proprio un unicum nel territorio italiano ed è la Casa Museo dell'Alchimista. Quella che probabilmente è stata una dimora di un alchimista fuggito dalle persecuzioni, insomma, che negli anni così del Cinquecento erano abbastanza frequenti, che sembra si sia rifugiato a Tambre. Sicuramente nella facciata del museo si vedono tutti i simboli legati all'alchimia, per cui al di là un po' della storia così raccontata e per invogliare anche incuriosire i turisti, c'è sicuramente una presenza importante che è questo palazzetto del 1500 a Val de Noguer, una frazione di Tambre che in quegli anni sicuramente non aveva nulla di simile. La Casa dell'Alchimista, unicum europeo, è normalmente aperta il sabato mattina e la domenica pomeriggio. In occasione della Settimana dell'Alchimista lo sarà tutti i giorni, tanto il mattino come il pomeriggio fino al termine delle iniziative previste. Momenti tra teatro, cinema, musica, laboratori anche per i più piccoli, occasioni enogastronomiche, tutti comunque aventi come filo conduttore i temi alchemici. Una settimana che porterà in Alpago centinaia di persone da tutta la regione e non solo. L'Alpago è importantissimo come zona, va scoperta, va valorizzata non solo appunto per le bellezze naturali, dal lago al Cansiglio alle montagne, ma anche appunto per la cultura, e questa è proprio la dimostrazione che dobbiamo valorizzare anche i nostri piccoli musei, ma soprattutto anche la rete di persone che promuovono il territorio. Con questo museo chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.